Schiacciato dalla macchina che stava utilizzando una traffilatrice per il legno, che si sarebbe inceppata e nel tentativo di sbloccarla si sarebbe sporto rimanendo incastrato e morendo sul colpo. La tragica fine questa mattina alla ditta Zanutta di via Albigonzo di Dosson di Casier per un operaio di 54 anni di Quarto Daltino nel veneziano Daniele Zamuner, originario di Musile di Piave. Non sappiamo cosa sia successo, era un operaio esperto, hanno detto tra le lacrime la moglie e la figlia arrivate sul posto, con la compagna di una vita distrutta che ha avuto solo la forza di aggiungere non me l'hanno neanche fatto vedere. L'infortunio mortale poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda che produce componenti per l'arredo bagno. I dipendenti erano al lavoro. Ai rispettivi macchinari c'erano Zamuner e altri 4 colleghi. Improvvisamente la tragedia, gli altri operai hanno subito dato l'allarme cercando di soccorrere loro stessi, per primi il compagno di lavoro, ma inutilmente. Quando il suo M118 è arrivato sul posto, per Zamuner non c'era più nulla da fare. Le indagini affidate ai carabinieri della stazione di Dossone e agli ispettori dello Spisal dovranno fare luce su eventuali responsabilità. Il 54enne lavorava da almeno 20 anni in quella fabbrica. Impossibile, dicono i familiari, che a causare la disgrazia sia stata una disattenzione. Dall'inizio dell'anno si tratta del primo infortunio mortale nella Marca, ma della seconda tragedia sul luogo di lavoro. Il 10 gennaio alla BFR di Cessalto aveva perso la vita un quarantenne di San Stino di Livenza, padre di 2 bambine, Simone e Nicolini, stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava a una pressa.